Però non è potente. Eccoci qui ragazzi, ben ritrovati da Venezia. Eccoci già davanti alle prime maschere. And here we are guys, welcome back on I Love You Venice YouTube channel. And here we are in front of this beautiful Carnival mask. Today is Tuesday 13 and we are live from Venice, from Piazza San Marco, and today we try to find the most beautiful mask of the 2024 Carnival. Ciao Paloma, ciao a tutti! Eccoci ragazzi, siamo appunto martedì 13 febbraio 2024 e ci troviamo in Piazza San Marco qui alla ricerca della maschera più bella del Carnevale 2024. Come potete vedere finalmente è una giornata di sole, veramente molto molto bella. E ci teniamo anche a scusarci per l'inconveniente che abbiamo dovuto rimandare per 2 volte la live, ma purtroppo è il primo giorno di sole dopo quasi una settimana di nebbia, pioggia e acque alte, per cui veramente il Carnevale di Venezia si chiude alla grande con una giornata, come potete vedere anche voi, meravigliosa finalmente. And of course we are sorry for that we can't sorry, ok. C'è talmente tanta gente che sto cercando di schivare la gente e appunto we are sorry that we have to delay the other live session here in Venice, but there was a rainy, too much fog. Was really terrible day, and finally today is sunny and we can have a beautiful walk together. Stai morendo di invidia? Sì, brava Paloma. Io non molto, c'è talmente tanta confusione che si fa fatica veramente a camminare, a girare, per cui ecco qua abbiamo anche il primo cagnolino vestito in maschera, the first dog with the mask. Let me show you. C'è davvero un sacco di confusione. Really crowd today. We start here in front of San Marco Basin, then of course we go to in San Marco Square. Look also at this beautiful mask, guardate che belle anche queste maschere bellissime. Ecco appunto, come mi ha di fatto preceduto Marco dall'ufficio, purtroppo a causa dell'altissima affluenza che c'è oggi in Piazza San Marco, il primo giorno praticamente con tutta questa gente, potrebbero esserci dei problemi di connessione, per cui vi chiediamo ecco solo di pazientare se vedeste che la connessione è lenta o si interrompesse la diretta. We find the other two
mask. Oh, look at these two. Già il telefono scarico, con Avete visto che belle quelle? Queste sono un pochino più tradizionali, più classiche. These are more traditional mask. But always beautiful. We walk this way. I see some other mask over there. Eccoci qua, eccole. Voi ovviamente nei commenti voglio leggere se vi stanno piacendo oppure no, così cerchiamo di capire quale maschera vince. Queste temo siano delle meduse, penso siano delle travestiti da medusa. These I think are jellyfish. I think I don't understand, but it looks this. Let me check this. Okay, no. Oh, we have also. We have just two masks. Ok. No, Paloma, guarda che sto facendo. Ne sono accorta adesso. È veramente ormai una giornata primaverile, ci sono quasi 15 gradi, è proprio caldo e davvero bello. Adesso cerchiamo di addentrarci verso Piazza San Marco, superando questo, penso arlecchino, dai colori, però un po' più particolare, vediamo. Perché 3 giorni da tornare dopo. Let me walk in San Mark Square just to look at this one. We try to find some other mask, but also this family is really nice. Ok, abbiamo il secondo cagnolino travestito. We have the second dog with the mask. But we walk this way. We try to find San Mark Square. Cerchiamo di arrivare in piazza San Marco da questa parte. E sì, di qua forse. No, di qua. È davvero una giornata pazzesca, veramente erano
Non si era mai vista fino ad oggi una giornata di carnevale quest'anno così piena, proprio probabilmente per il brutto tempo. E oggi si sta facendo il pienone. Guardate, ha il velo lunghissimo allo strascico. Questo è Marco Polo. Guardate quanta gente, look how many people there are today in the square. Oh. C'è anche la rappresentazione che chi ci ha seguito l'anno scorso alla live c'era dall'altro lato della piazza. Let me show you better. This is a performance that there was also in 2023 Carnival. No, I mean to find, because it's not so I know where it is, but it's not so easy today walk in all these with all these people and all these masks. We have also to find it, to try to find it. Proviamo di qua. Scusate. Abbiamo anche un piccolo Batman e una Catwoman. Ok. Ecco, lui non so cosa rappresenti, I don't know which mask is this one. Oh. Ecco qui un'altra famiglia vestita, guardate che belli, guardate che colori questi vestiti. Look at the beauty of the color of this mask. We go this way. Okay. Aspettiamo, vediamo se riusciamo a vederli anche noi. Intanto passa l'elicottero sopra di noi. Ecco qua, guardate anche alla gentilezza di queste persone che si prestano a fotografarsi continuamente. Anche qui sotto c'è qualcosa, vediamo. Vedo un sacco di gente guardata da questa parte. I see a lot of people looking here. Okay.
Vediamo, c'è anche qui una signora. Una signora con un frustino. Oh, vabbè, ormai vediamo anche lei. Non so cosa rappresentasse, don't know what it represents. Anche quelle due colonne là che vedete e il leone che c'è sopra. Guardate invece qui che bella rappresentazione, tutti questo gruppo di amici. A posto. Grazie. Quindi voi venite qui per una novità? Io pensavo comunque delle cose istituzionali perché tipo mi sembrava Abbiamo un altro gruppo di amici, scusate se parlo anche poco, ma veramente non è facile guardare dove sono le maschere, cercare di non essere chi è che fa la foto? l'intralcio alle foto e cercare di Vai Martino. camminare senza investire nessuno. Vediamo, proviamo ad andare di qua. Ah, c'è anche il Papa qui oggi, ragazzi. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Un secondo, proviamo a fare il giro più largo e vedere da qui. Eccolo qua. Ci giriamo da questa parte. Continuiamo. Ciao Seba. Buongiorno. Sì, è da impazzire oggi. Troppo casino. Non so perché non funzioni. C'è qualcuno che guarda? C'è proprio Francesco uguale. Sorpresa. Chi è che c'è scritto che c'è un ospite a sorpresa? Scritto Marco? Magari andiamo a vedere lui e lui andiamo a vedere. Ecco, allora l'avete intravisto passare. Va bene. Allora, un secondo, un incidente. Eccoci qua. Andiamo in cerca di qualche altra maschera da questa parte, proprio di fronte alla basilica. Intanto guardate questa giornata di sole e la bellezza dei mosaici dorati della basilica. E ecco qui. A beautiful family.
We have another here on the left. Sorry. Guardate la felicità delle signore di farsi fotografare insieme a queste maschere meravigliose. Look at the happiness of this lady taking the photos with a Venetian mask. Qui è già pieno. Alle 4 impossibile. A che ora sei arrivata a casa? E da questa parte c'è un bel gruppetto, andiamo a vederle insieme. Guardate che meraviglia. Proviamo a muoverci verso il palco, se ci riusciamo. Grazie. Bello però, non vale. Aspetta, cosa sto inquadrando? Vabbè, qua davanti io. Vediamo. Va bene, quanto dopo si può intorno? Bellissimo. Sei conto? Ah, ok. Dai, a dopo. Ciao ciao. Ci prova. Continuiamo la nostra passeggiata. Scusate un secondo per l'interruzione. Stavo cercando di sistemare tutto il setup di microfoni, stabilizzatore, telefono, ma è veramente difficoltoso camminare con questa gente, e per cui le chiuse sono transennate, per cui un po'. Ecco qua, siamo proprio sto ritornando in questa zona, vediamo se ricominciate a vedermi bene. Let me check. Ok, I think here is better. Marco, per piacere dammi conferma che qui si vede meglio, perché lì ho visto che non si vede, sì, mi dava problemi tecnici. Arriva qua. Per cui restiamo in quest'area qua. Tanto vediamo che le meduse di prima, o quelle che io penso siano meduse, si sono mosse. We find again the squids. Mi dà l'idea che E proviamo a continuare da questa parte, vediamo sotto. Cosa?
perché purtroppo in piazza facciamo fatica ad entrare perché la connessione è troppo bassa. Vedete proprio come loro stessi si prestano ad essere fotografati, ripresi, sempre salutando, sempre in modo molto gentile. Look how they are so gentle. They to be on the screen, on the camera, so they are always really kind. Marco, mi dai per cortesia feedback che tutto funzioni, perché non capisco. Poi alla mia forma da voi. Il passeggino con il bambino vestito da pirata, penso. Ormai è la festa sia dei piccini ma anche degli adulti, dei grandi. Forse loro li avevamo già visti, ma ve li dimostro perché si fosse connesso più tardi. Abbiamo anche i due clown qui. Proviamo ad andare anche da questa parte qui. Let me take the right. We move on this side. Guardate che bella anche questa famiglia. Grazie mille. Andiamo da questa parte e vediamo... Ah, eccole qua altre due belle. Look, other two beautiful masks here. With the beautiful background. No, muszę oddychać.
Proviamo da questa parte, vediamo cosa troviamo. Dove siete? No, scherzavo, di qua non si può passare, per cui vi mostro queste maschere qui, ma purtroppo è solo senso unico dall'altro lato, per cui per cercare di rendere le cose più un pochino più ordinate hanno chiuso la strada e si va solo dall'altro lato. So we can't go in this way because the street is closed, is in the other direction, so we have to walk here in front of Doge's Palace, but we find some other beautiful masks. Fai qualcosa per favore? Bene. Ritorniamo invece verso il ponte di là, vediamo se troviamo qualche altra maschera. Da. Belli, mi piacciono, proprio belli come li questi. Mi piacciono. Eccone qui un'altra di molto bella. Che stanno e vengono con Guardate che bella. Vedo tante ombre. Cerchiamo, guardate che bella anche questa. Look how beautiful also this one. Sì. Sì. Let me show you this one. Eccoci, vediamo anche questa. No, la signora si mette in mezzo. No, eccoci qua. Guardate che belle anche queste sul pontile. Look at that one on the deck. Guardate anche quanti fotografi vengono in questi giorni. How many photographers there are in the city in this day.
E sei venuto bene tutta la gente davanti, un po' come salute loro. Cappellaio matto il bianconiglio. Ci fai una foto col cappellaio matto il bianconiglio? Puoi andare anche tu, vai, va. Se voi che fate le foto con noi. Avete visto anche il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice in Wonderland. And we walk on this side, we move this way. Oh, hai detto quel coso lì, fate le foto. Questi sono veri, Lo so. But you are only two? Yeah. If you want, we can. You see the. No, 136 cosa lì? Qui ce n'è un'altra, purtroppo non capisco ma non vedo più la chat, cioè la vedo bloccata, per cui Marco si riesce a darmi feedback anche della chat perché non la vedo più, non riesco più a leggere i vostri messaggi. Guardate ad ogni maschera come tutta la gente si riversa davanti per fotografarla. How many people there are looking at the mask? Guardate che bella anche questa. En fait, lui, questo è bello, Guardate anche questa. è da solo. No, vuoi la merda? Guarda. Lasciamo da fare. Culo, io vincio la lotteria 2 volte. Eccone un'altra di meravigliosa. Another amazing mask. Lo hai, qui? Guarda in macchina o no? Proviamo da questa parte. Volevo venire qui, Abbiamo un altro papa oggi. We have another pope with a koala. Il papa con il koala, ragazzi, questa mancava sinceramente.
Ci rincamminiamo da questa parte così e ritorniamo verso la piazza, vediamo se la connessione tiene questa volta, perché sarebbe molto bello mostrarvi il palco che hanno fatto e comunque ci sono altre maschere davvero molto molto belle. Nel frattempo vi mostro questi. And now we try to move again in St. Mark's Square because there are a lot of masks, and so it will be very nice to reach the place. Guardate che bella anche questa verde, che bella. Adesso vi mostro invece queste sul tono dell'argento e del nero. Have a look at these silver and black, sorry. Io le imprese così vengono fuori loro e Fatemi ritornare da questa parte a mostrarvi questa veramente bella e particolare. Vedo che un sacco di gente cerca di farsi una foto con lei, per cui deve essere bella. Sembrava più facile farlo. Avete visto? Veramente bella, really amazing. Now we try to move this way. Sì, ma se mai le foto perché sennò Ci mettiamo qui che fanno passare non so bene cosa, vediamo. Non so cosa sta per passare, per cui però penso una cosa carina dalla gente che c'è. Visto passare sono le Marie, la sfilata
che ogni anno viene durante il periodo di carnevale per appunto eleggere la Maria dell'anno, e questo invece era travestito da doge, scusate. Bene, per carità. Bello però, emozionante. Ecco, molto bello che siamo riusciti in fatalità a vedere la sfilata ufficiale delle Marie, che andranno poi sul palco in piazza San Marco per la chiusura del carnevale appunto 2024, con dietro il doge e poi tutte le maschere più tipiche. We have seen the Maria catwalk and the doge and all the Venetian family mask with the typical sorry ok, scusate ragazzi, c'è troppa gente anche per camminare. Ok, cerchiamo di spostarci da questa parte e vediamo se la connessione si stabilizza anche verso la piazza. Andiamo verso Sarebbe bello poter seguire il corteo, però la vedo un po' difficile perché c'è troppa gente che sta ancora guardando e che non si sposta. Vediamo che bella anche questa di qua. La guida ha detto una cosa bellissima, passando tra tutta la gente, che bisogna oggi danzare tra le maschere, perché c'è veramente tanta gente. Ed effettivamente più che un camminare bisogna veramente fare 3 passi avanti, uno a destra, e sembra quasi una danza davvero. Facciamo pesce crasotto, andiamo a sicuro che ne ci da via. Andiamo a vedere. Adesso è tutto completamente bloccato, per cui vedrete un po' di... Stracontenta. Che fai? Pensavo partivamo da qua.
Guardate intanto di nuovo alla basilica, adesso che il sole sta scendendo e con un cielo così azzurro. Veramente dopo una settimana di pioggia, vento e nebbia, cioè non sembra davvero vero, ecco, una giornata così bella. Urlo! Ma dopo ce le mandiamo. E io godo. Guardate ancora che bella anche questa. So nice. Abbiamo trovato anche un pollaio, ecco, questo potrebbe vincere come una delle maschere divertenti da oggi. Bauti non so che. Bauti! Una ora del capitano. Abbiamo una ballerina più o meno. Guardate tutta la gente spogliata, fa veramente caldo, è veramente oggi primavera. All the people with the coat, without the coat, it's really warm day. And it's really nice. I would like to show you Pino, se non vieni avanti. Siamo riusciti tanto. Ciao Tommy, dai! Questa è Cevina. Eccoci. Vedi un calassato a quello che mai poi ti mi Torniamo verso la riva perché qui vedo che purtroppo la connessione è tornata instabile. Proviamo ad andare di qua, vediamo se si riesce se riusciamo a mostrarvi qualcosa di bello oppure no.
Proviamo adesso che sembra essersi stabilizzata un pochino la connessione ad avvicinarci anche al palco. San Valentino. Eccone qua, ce ne sono da... Aspetta, ti ha fatto ripetere da lui. Volevo raggiungere queste maschere ancora, ma è veramente... cioè ve le mostro dall'alto, a meno che... Ha accusato di tecnicamente. E vedi? Sta parlando. Molto bene. Senti com'è andata Milano? Molto bene. Oggi abbiamo avuto Vedete come si fotografano anche tra loro. They took picture each other. We are arriving here in front of Caffè Florian. Cerchiamo le maschere, queste qui. Ce ne sono veramente molte, tutte posizionate qui davanti. C'è anche uno scozzese intruso con il suo kilt. Ti richiamo dopo. Guardate che meraviglia questa che sta per passare. Look how amazing is this one. Una delle maschere che sta creando più attrazione al momento. Chissà che ha detto. E qui guardate dentro il Caffè Florian la gente, le maschere vestite. Oh, basta, ma adesso. E invece questa è la coda per entrare. This is the line for Caffè Florian. Let me show you these funny masks.
E qui invece ce ne sono altre, pensa, eccole qui. Eccola Mali! Mali! Chiama mamma! Posso andare? Allora, andiamo di qua, sì. Cerchiamo di riuscire da questa confusione. Yeah, I think so. Yeah, we'll find out. Guardate che belle anche queste che stanno per arrivare. Look at how amazing are the two masks that are coming here. No, okay, we go there. Hai bigiotteria, roba in Questi non erano travestiti da poliziotti, ma era la polizia. E torniamo da questa parte in piazza, visto che si è un po' liberata, perché sono tutti accalcati sotto al palco per l'elezione della Maria più bella. Quindi qui è diventato, come vedete, un pochino più camminabile, si riesce anche a vedere qualcosa. E ritorniamo verso anche il sole, perché ormai sta tramontando, per cui si sta nascondendo dietro le procuratie, quindi non vediamo, quindi sta diventando un pochino più buio. Torniamo verso di qua, intanto godetevi la vista della basilica. Adesso ci troviamo un posto qui davanti alla basilica anche per salutarci. Cerchiamo un posto un pochino più calmo, ecco. Magari davanti ad una bella maschera, così abbiamo un paio di minuti per salutarci e per ringraziarvi. Eccoci qua, ho trovato le maschere belle. Eccoci qua, per cui ragazzi ci tengo a ringraziarvi e per comunque ci avete fatto compagnia anche in questa live da Venezia durante la martedì grasso, l'ultimo martedì del Carnevale 2024 di Venezia. Spero che vi sia piaciuta comunque la passeggiata e che abbiate potuto vedere tutte queste maschere pazzesche. E ovviamente vi ringraziamo anche per esservi iscritti al nostro canale, per aver messo like, per essere anche così partecipi sul canale Facebook di I Love You Venice, e ci vediamo ovviamente molto presto in una prossima live appunto qua dalla città più bella del mondo. So thank you to all of you that follow the live. I hope you enjoy all the mask, all the carnival spirit of this
last Tuesday of 2024 Carnival of Venice. Thank you for all of you that enjoy our channel on YouTube and the Facebook. So thank you very much for your company during this hour, and keep in touch and follow us to discover when there will be the next YouTube live walk with us. So thank you very much. Grazie mille a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Una buona serata e appunto seguiteci così scoprirete quando sarà la prossima. Grazie a tutti, a presto, ciao! Via.